Allora, buongiorno a Fernando Cerchiaro, responsabile delle politiche giovanili dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Allora, dottore, ci dica, a livello di, si parla tanto di e-democracy, qual è lo scenario a livello scolastico per quanto riguarda le nuove tecnologie? Qual è il rapporto tra nuove tecnologie e educazione e formazione scolastica? Noi intanto stiamo cercando, ecco, di ridare significato, non solo valore, ma anche pratica alla democrazia attraverso una partecipazione più motivata, più reale e dunque anche più efficace. Il lavoro di rivitalizzazione, ma anche di ripensamento profondo che ha il rappresentante nella classe, il rappresentante di istituto, la consulta provinciale, abbiamo dato vita a un coordinamento regionale delle consulte, non è per risuscitare dei nomi, ma è per dar vita e significato oggi a delle esperienze che sono dal punto di vista teorico ineccepibili, dal punto di vista pratico erano cadute in disuso, no? Erano cadute in disuso. Il rapporto con le nuove tecnologie è un rapporto che a questo punto va coniugato avendo dentro non solo delle idee, ma delle persone concrete. Allora, il rapporto che io vedo, primo, anche rispetto a queste tematiche, è di dar senso alle nuove tecnologie all'interno della didattica, cioè quella che viene indicata come una delle competenze chiave, no? Che è la competenza digitale, deve trovare posto nella vita, sì, deve trovare posto nella didattica quotidiana della scuola e solo in seguito, ecco. Perché poi, se volete, così nell'ambito delle attività delle quali io mi occupo, che prevede fra l'altro la prevenzione del disagio, il lavoro sul bullismo e quindi anche diciamo sul cyberbullismo, no? Che c'è. Ecco, noi abbiamo in mente, abbiamo anche sostenuto delle esperienze all'interno dell'osservatorio c'è anche la presenza di Don Marco Sanavio che è un esperto di questo, cerchiamo di sostenere e anche di far passare alcune esperienze che siano di un'educazione intelligente all'uso dei media. Certo, Mm? per la prevenzione. Poi Proprio per aiutare a capire i ragazzi quanto questi strumenti dai messaggi al Facebook che sono straordinari nella comunicazione hanno bisogno di un supplemento di responsabilità che alle volte i ragazzi non che non abbiano, non si rendono conto di quanto devono avere, ecco, questa educazione. certo. Però a me pare che il nodo vero, no? Il vero obiettivo è quello di fare in modo che nella didattica ordinaria questi strumenti aiutino a rendere più efficace e quindi più fruttuosa la didattica. Dopo l'insegnamento, questo Posso chiederle un'ultima cosa a riguardo, proprio come ha detto lei adesso, sulla regolamentazione dell'uso di questi strumenti potentissimi. Proprio poco fa un ragazzo intervistato nel nostro video box ha espresso la sua paura a riguardo appunto dell'uso delle immagini, della pubblicazione online di tutte queste informazioni digitali su Facebook e ha chiesto alla scuola una maggiore informazione su questo. Come può passare questo messaggio? In che modo? Proprio in classe? Parlando in classe dei social network o di tutti questi nuovi strumenti che gli studenti usano già quotidianamente? È nostra intenzione come Osservatorio regionale per il bullismo anche dar vita, diciamo, un po' a una campagna di informazione più dettagliata. Per ora stiamo rispondendo un po' in modo sperimentale ad alcune azioni di formazione, ma servono mezzi e servono anche competenze, cioè bisogna formare i formatori da questo punto di Certo, gli vista e insegnanti, quindi immagino. ecco, perché è impensabile che a livello regionale si possa mettere in piedi una struttura organizzativa che arrivi
alle oltre 500 istituzioni scolastiche. Ecco, quindi sperimentalmente stiamo vedendo con alcuni strumenti, ho citato prima Don Marco Sanavia, ma ce ne sono anche, ci sono anche delle altre esperienze, e stiamo anche verificando alcune ipotesi di lavoro perché questa formazione entri. No, c'è stato l'anno scorso, ci sono state anche delle attività di formazione specifica nella provincia di Rovigo su questi aspetti che hanno dato dei risultati, però sono esperienze sempre un po' iniziali che hanno bisogno di grosse competenze, ma anche di un grosso investimento finanziario, perché non si tratta di fare una conferenza, una informazione generica, bisogna arrivare a una formazione che poi incida non solo sui ragazzi ma anche sui docenti, anche sui genitori, quindi è un po' tutta la comunità educante che deve riflettere su questa tematica. Certamente lo devono fare i ragazzi e la scuola deve prendere atto che con il regolamento non basta, ecco, no? Non è bastato il regolamento che giustissimo a mio parere, che vieta rigorosamente l'uso dei cellulari all'interno della classe, serve capire invece anche, serve dare le motivazioni. Ecco. Si può vietare l'uso dei cellulari, ma ad esempio invece promuovere l'uso del computer a fini educativi, a fini didattici, quindi come ha detto lei prima. Grazie, dottor Cerchiaro. Io per chiudere, no, il divieto, io sono sempre per invece una indicazione positiva. Io ritengo che anche su questo caso sia giusto riflettere, aiutare i ragazzi a riflettere su quali è la positività di un utilizzo positivo di questi strumenti. Penso che sia, ecco, una strada all'interno della quale si possa capire che questi strumenti, ad esempio, mentre c'è un'ora di lezione, non possono essere utilizzati. Forse per registrare un'ora di lezione quando c'è il consenso, e quando possa essere, no? Vabbè. Quindi mi sembra un'ottica giusta. Grazie mille, buona giornata.